E quanta gente ci sta? Buonasera a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora stasera siamo in grado di fornirvi uno scoop pazzesco, fisico, geografico, veramente una notizia inaspettata, ve la giriamo così come ci è, come dire, capitata in mano. Incredibilmente Gaza non si trova nelle Marche. Sì, lo so che è incredibile soprattutto che siamo qui, come dire, a girarvi questi nonsense assortiti, ma è quello a cui ci ha obbligato la cronaca politica delle ultime settimane. Nella fattispecie la sinistra nazionale e regionale che ha fatto di Gaza la parola d'ordine dell'ultima fase della campagna elettorale nella regione Marche. Risultato al momento con circa un quarto delle sezioni scrutinate, ma la vittoria è stata riconosciuta dallo stesso Ricci nei confronti di Acquaroli. Il centrodestra si conferma alla guida delle Marche col 51, qualcosa rispetto al 45, qualcosa del campo non così largo, cioè 6 punti in più, diciamo, non per un'incollatura, ecco. E quindi tornano a acquisire senso in effetti le carte geografiche che avevamo qui in redazione, dove effettivamente non c'era traccia di Gaza nelle Marche, tra Fermo, Ancona, insomma non l'avevamo trovata. Eppure in questi giorni, ma non qualche sbandato particolarmente su di giri sulla flottiglia, il candidato del centrosinistra, l'ex ormai riformista Ricci, aveva detto si vota su Gaza, aveva ribattezzato il treno per la vittoria, che già col senno di poi era quantomeno un eccesso di ottimismo, che percorreva tutta la regione, l'aveva ribattezzato il treno per Gaza. Ha chiuso il suo evento in un tripudio di bandiere palestinesi, che poi in questo momento, se riferite a Gaza, come dire, sono ahimè per proprietà transitiva logica vessilli che stanno dalla parte di Hamas, c'è poco da girarci intorno, ma questo è ancora un argomento serio e quindi non vorremmo neanche sopravvalutare il centro-sinistra nazionale, Elli e Ricci. È stata una commedia francamente anche indecorosa e irrispettosa degli elettori rispetto ai quali ovviamente c'è un consueto problema di balbettio della politica, perché l'affluenza è attorno al 50%, su questo dovrà riflettere sicuramente anche il centrodestra, sicuramente la vittoria del centrodestra è chiara, sicuramente fare di Gaza il baricentro, ma non della campagna, del discorso pubblico, seriamente dell'offerta politico-amministrativa da presentare a degli italiani, in questo caso marchigiani in carne e ossa, è stata una sesquipedale stronzata, scusate, nonché l'ultima involuzione di quello che era la sinistra, che sapeva articolare a modo suo il linguaggio del popolo. Non è neanche più la sinistra woke tout court, diciamo, no? Perché molte battaglie ormai sono palesemente sconfitte, sconfessate, superate dalla storia. Pensiamo a certa ideologia LGBT o gender, ancora peggio, o a certo terzomondismo generalista d'accatto, o a certi allarmi sul ritorno del fascismo ormai oltre il ridicolo. Cos'è rimasto allora, signori? Gaza, questo luogo ormai immateriale che prescinde dalla tragedia concreta che va in scena a Gaza, questo luogo dello spirito progressista o del marketing spesso progressista, fallace come si è visto, questa sorta di bisillabo che è un segnale di riconoscimento nella buona società. Tra di loro si trovano, dicono Gaza, beh sei dei nostri, attenzione, grandissimo, votiamo su Gaza, il treno per Gaza. Poi i risultati sono quelli che si vedono nelle Marche. Forse potrebbe essere un'idea per Elli, Ricci e Co salire sul treno per Gaza e andare, come dire, veramente in carne e ossa dai loro amici che stanno a Gaza, che hanno in mano Gaza, che taglieggiano anche la popolazione palestinese, e poi eventualmente farci sapere come si trovano. Grazie a tutti, a domattina. Tra un manifesto e lo specchio